Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il governatore Oliverio risponde alle domande del GIP e respinge le accuse. Ho sempre operato, ha detto, nell'interesse pubblico. Buone notizie per gli LSU e delle PIU che oggi hanno protestato a Roma. C'è la copertura finanziaria per la proroga dei contratti. Le cosche di Crotone pronte ad una nuova guerra di mafia progettata all'uccisione del boss di Isola Caporizzuto per Natale, inchiesta della DDA di Catanzaro, eseguiti dalla polizia e numerosi fermi. Avrebbe appiccato un incendio per danneggiare un'attività commerciale concorrente con quella gestita dal proprio genitore, arrestato un giovane 29enne a Cosenza. Avevano 19 e 18 anni, 2 ragazzi morti nell'incidente stradale che si è verificato la notte scorsa a Simericrichi. I 2 viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata con un SUV. Si lavora in Viale Parco, ma il sindaco di Cosenza avverte: è pronti a requisire il cantiere per i troppi problemi che sta creando ai cittadini. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque il governatore Oliverio è stato sentito questo pomeriggio dal GIP distrettuale, ha risposto alle domande respingendo le accuse. Ho sempre operato, ha detto, nell'interesse pubblico. Il governatore prosegue lo sciopero della fame fino all'udienza del riesame fissata per il 27 dicembre prossimo. Il governatore Oliverio, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Enzo Belvedere, ha raggiunto questo pomeriggio il Tribunale di Catanzaro per essere interrogato dal GIP. Prima di entrare ha scambiato poche battute con i giornalisti che lo aspettavano davanti al Palazzo di Giustizia. Si è limitato a dire: sono sereno e tranquillo. Poi l'ingresso in tribunale. Da lunedì scorso Mario Oliverio è sottoposto all'obbligo di dimora con l'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Lande Desolate della DDA di Catanzaro. Oliverio è stato sentito per circa 2 ore dal GIP alla presenza del procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dei PM Camillo Falbo e Alessandro Prontera nell'ambito dell'inchiesta della DDA su presunte irregolarità nell'appalto per la costruzione di una sciovia a Lorica. Ho chiarito la mia posizione, io ho sempre operato nell'interesse pubblico, qui si tratta di un'opera importante, in un comprensorio importante, l'azione della Regione è volta appunto all'interesse pubblico, nient'altro. Sull'accusa di aver anticipato una somma alla ditta appaltatrice in cambio del blocco dei lavori in Piazza Bliotta a Cosenza, Oliverio ha sostenuto che non è vero. Noi abbiamo interesse, oggi abbiamo avuto in quella fase lì interesse a che le opere si completassero, tra l'altro perché dobbiamo rendicontare all'Unione Europea. E devo dire che anche l'opera di Piazza Bilotti è un'opera finanziata con fondi comunitari, quindi ritardarne la realizzazione avrebbe comportato un pericolo di perdita di risorse. Il governatore dunque respinge le accuse e difende il suo operato. Sono tranquillo, so di avere sempre agito, e anche in questa circostanza agito nell'interesse collettivo. Io non ho mai utilizzato un euro di risorsa pubblica per agire in contraddizione contro l'interesse comune, l'interesse collettivo. A me è stato contestato un abuso d'ufficio e io ho chiarito che nemmeno un abuso d'ufficio io ho fatto, perché non c'è nemmeno un abuso d'ufficio, che poi tra l'altro come reato contestato è un reato molto diffuso, largamente diffuso, non perché ci siano chissà quali responsabilità degli amministratori, perché a volte si incorre in un abuso d'ufficio facilmente per dover assumere responsabilità, ma questa volta nemmeno questo c'è. Il legale di Oliverio, al termine dell'interrogatorio, non ha avanzato nessuna richiesta al GIP. Si attende la decisione del Tribunale del riesame il 27 dicembre prossimo. Si apre uno spiraglio nell'avvertenza degli ex LSU e delle PIU calabresi. La Presidente della Commissione Lavoro del Senato, nell'incontro avuto con una delegazione degli ex LSU e LPU, ha confermato che nel maxi emendamento vi è la copertura finanziaria per la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre del 2019.
Volti più sereni per gli LSU e delle più calabresi. C'è infatti la proroga dei contratti. Dopo l'ennesima manifestazione a Roma, in serata è arrivata la notizia attesa dai 4.500 precari. C'è la copertura finanziaria, 50 milioni. Gli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che lavorano per gli enti pubblici e che aspettano la stabilizzazione da oltre 20 anni hanno raggiunto la capitale a bordo di 10 pullman. Davanti alla sede del Senato, dove era in discussione la manovra economica, hanno attuato un sit-in. Lavoratori e lavoratrici provati dalla fatica di giornate intere passate per strada a protestare nelle scorse settimane, prima a Lamezia, poi a Villa San Giovanni e allo svincolo di Cosenza Nord. Accanto a loro i sindaci dei comuni dove gli stessi prestano servizio. Senza gli LSU e delle più, infatti, i municipi non potrebbero garantire servizi essenziali. A Roma una delegazione di lavoratori insieme ai segretari regionali di CGIL e Cisleguil è entrata a Palazzo Madama per essere ascoltata dai membri della Commissione Bilancio. Dopo la verifica effettuata dal senatore Audino e dalla Presidente della Commissione, la buona notizia: c'è la copertura finanziaria e c'è l'emendamento che destina 500 milioni di euro all'inquadramento definitivo degli ex LSU e delle più nelle piante organiche dei comuni. Dopo settimane difficili di tensione e di proteste, dunque, per i precari calabresi arrivano importanti rassicurazioni. Si lavora su Viale Parco, ma il sindaco di Cosenza avverte: siamo pronti a requisire il cantiere per i troppi problemi che sta creando ai cittadini. I mezzi varcano l'ingresso del cantiere di Viale Mancini perché dopo le polemiche ci si adopera per mettere in moto la macchina organizzativa. Sono mesi che tutto sembra fermo, ma evidentemente l'arrivo degli operai smentisce in parte quanti fino ad ora avevano parlato di cantiere fantasma. L'assise comunale ha dato mandato 2 giorni fa al sindaco Mario Chiuto di verificare se ci siano le condizioni per una riapertura del viale, condizioni difficili da stabilire, visto che lungo le carreggiate, come documentano le immagini della nostra troupe, ci sono scavi in corso e ciottoli che ne impedirebbero la riapertura. Ma Occhiuto avverte: a mali estremi sarò costretto a requisire il cantiere e a sostituire i lavori in danno se l'opera finanziata e appaltata dalla Regione non subirà quella accelerata che in tanti chiedono. Di sicuro, se questo dovesse avvenire, non accadrà in tempi brevi e quindi dimenticate una riapertura per le festività natalizie. Lo ha detto ai nostri microfoni anche il comandante dei Vigili Giovanni De Rose, ipotizzando una possibilità magari nel mese di gennaio. Quando l'amministrazione si renderà conto che c'è una inerzia perdurante su queste questioni e come dire, diventerà anche un'inerzia intollerabile, a quel punto io penso che si procederà poi agli atti formali per procedere a tutti i provvedimenti amministrativi del caso per far sì che il viale venga riaperto. Io penso che ci vorrà sicuramente l'anno nuovo per questa verifica, io penso che gennaio sia un tempo, come dire, improcrastinabile. Per quanto riguarda invece le zone a traffico limitato, qui il sindaco va incontro ad associazioni di commercianti e cittadini, riaprendo al traffico via Piave senza limitazioni e viale Isonzo in alcuni orari stabiliti, cioè dalle 16 alle 10 del giorno successivo, con il placet della minoranza che da mesi chiedeva lo sblocco di alcuni varchi. La cronaca: omicidi già progettati, tra questi quello di un boss di Isola Caporizzuto da compiere durante le festività di Natale, disegni criminosi mandati in fumo dalla polizia che ha sventato i piani delle cosche del Crotonese pronte a farsi la guerra per i nuovi interessi economici sorti dopo la fine dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina intercettata e nuove affiliazioni di giovani ai clan. Gianluca Pasqua, sentiamo. Alcuni omicidi erano già pianificati, i disegni criminosi in avanzato stato di definizione hanno rivelato gli inquirenti che anche per questo hanno dovuto agire tempestivamente. I fatti di sangue progettati avrebbero scatenato una nuova guerra di mafia tra le cosche del Crotonese, intenzionata ad assicurarsi il controllo del territorio. Questa è stata la ragione principale per cui si è deciso di interrompere in qualche modo l'attività investigativa, quantomeno per alcuni aspetti, e rassegnare quelle che erano tutte queste emergenze che in qualche modo erano emerse nel corso di questi mesi, che avevano proprio portato le varie parti che si trovavano in contrapposizione tra di loro a progettare in più occasioni in maniera abbastanza concreta e seria, fino ad arrivare proprio ad un esplicito riferimento alla volontà di far fuori praticamente tutti i membri della famiglia contrapposta, a far sì che quindi si arrivasse all'adozione di questo fermo da parte della Procura.
I clan di Isola Caporizzuto, Papanice, Petilia Policastro erano sul piede di guerra a causa di nuovi equilibri maturati intorno alla gestione di attività illecite che stavano creando tensione e contrasti. La Pax, siglata nel 2006, vacillava, questione di interessi comuni sorti dopo lo stop allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, che fino a qualche tempo fa aveva messo tutti d'accordo. Dopo che è finito quella manna che era il CARA di Isola Caporizzuto, dovevano incassare comunque, fare soldi, e allora hanno incominciato con le estorsioni, allora hanno incominciato col racket delle slot machine. Fino al 2006 una guerra veramente clamorosa a colpi di bazooka. Dopodiché non c'è stato più un omicidio e ora gli omicidi stavano per essere perpetrati. L'operazione denominata Tisifone ha portato una ventina di fermi tra esponenti di spicco delle famiglie dell''ndrangheta crotonese. Le misure sono scattate nei confronti di vari esponenti delle cosche, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, tentato omicidio, estorsione, tentata rapina, incendio, porto e detenzione illegale di armi e munizioni. L'operazione Johnny aveva fatto tabula rasa, ma in poco tempo le cosche si stanno riorganizzando attraverso nuove affiliazioni. La squadra mobile di Crotone è andata un minuto dopo Johnny, un minuto dopo gli arresti di quella grande operazione Johnny, e ha dimostrato come le cosche si stavano riorganizzando. Infatti abbiamo documentato 5-6 riti di affiliazione. E ancora un'operazione delle forze dell'ordine, questa volta nel Reggino, 8 arresti a Taurianova per estorsione e intestazione fittizia dei beni. È stata colpita la cosca Cianci. Vediamo. Colpo alla cosca di 'ndrangheta Cianci Maio Anoman, operante a San Martino di Taurianova. Questa mattina sono scattate le manette per 8 presunti vertici del clan, di cui 6 sono destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre altri 2 della misura agli arresti domiciliari, e indagati a vario titolo per associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Le operazioni sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. Investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Taurianova, con il supporto di quello di Cittanova, hanno dato via all'operazione. Le attività investigative sono state condotte all'indomani dell'inchiesta Vecchia Guardia, che nel 2014 aveva colpito la cosca Cianci Maio Anoman, guidata, secondo gli investigatori, da Domenico Cianci. Dopo l'arresto nel 2014 del presunto boss Cianci, l'indagine è proseguita attraverso le intercettazioni dei colloqui in carcere di quest'ultimo con i suoi familiari. Per la DDA Regina, la cosca Cianci Maio Anoman esercita l'influenza imponendo estorsioni sulle operazioni immobiliari e attraverso l'antico metodo della guardiania sui fondi agricoli. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. E di 2 morti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 nei pressi di Simerimare nel Catanzarese. A perdere la vita 2 ragazzi di 19 e 18 anni. I 2 viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrata frontalmente con un SUV. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, ferito ma in modo non grave il conducente del SUV. È stato rinviato a febbraio il processo per l'omicidio del sindacalista di origine maliana Somalia Sacco, avvenuto il 2 giugno scorso. Prima udienza stamattina davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro. Nel dibattimento è imputato il 43enne Antonio Pontoriero di San Calogero. L'uomo non ha mai ammesso il delitto. Giallo a Corigliano Rossano, i carabinieri del nucleo sommozzatori hanno ritrovato nei fondali di Schiavonea un furgone Fiorino. 3 giorni fa nella stessa zona il ritrovamento del cadavere di un uomo. Al momento nessuna pista viene esclusa sulle cause della morte. Disagio al traffico questa mattina sulla A2 del Mediterraneo a causa di un'autocisterna che ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza il tratto viario. Nessun ferito. Con l'accusa di tentata estorsione, illecita concorrenza con minaccia o danneggiamento a seguito di incendio, gli agenti della squadra mobile di Cosenza hanno arrestato 2 commercianti e un 29enne. La sleale concorrenza avrebbe portato alla distruzione di un box in via Padre Giglio.
4 cacciatori denunciati e un fucile con matricola a brasa posto sotto sequestro è il risultato di appositi servizi di controllo del territorio dei militari delle stazioni carabinieri forestali di Aprigliano e Cosenza. Le indagini sono partite da un'attività di controllo di un casolare nel comune di Aprigliano, utilizzato di frequente da una squadra di cacciatori come base operative per le battute al cinghiale. Nel casolare è stato rinvenuto occultato nel sottotetto avvolto in un tappeto un fucile da caccia a calibro 12 con matricola a brasa. All'interno del casolare vi era anche un vano utilizzato quale macelleria dei capi abbattuti. Una notizia che riguarda il fisco, niente cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle Entrate e Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 con l'obiettivo di evitare disagi ai contribuenti in questo periodo particolare dell'anno. La sanità adesso, il TAR della Calabria ha dato ragione all'ex commissario della sanità Massimo Scura nella lunga battaglia sul budget per le strutture accreditate. Immediata la replica della Federlab che si rivolgerà al Consiglio di Stato, ma sentiamo Alessia Bauleo. Il TAR ha 2 giorni fa pubblicato la sentenza al nostro ricorso contro il DCA 172 del commissario Scura. Questa volta il TAR ha invece confermato questo decreto, esclusivamente sulla base di alcuni dati che sono stati presentati dal commissario e riportati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, sulla base dei quali ci sarebbe un lieve trend di incremento di erogazione delle prestazioni pubbliche da parte di ASP e aziende ospedaliere. Stiamo parlando di un incremento di circa l'8% medio. Un incremento che invece dovrebbe essere di ben il 40% per compensare il taglio delle risorse che ha applicato Scura. Questo significa che i cittadini sono stati privati delle prestazioni che il TAR non ha inteso di volerli ripristinare per garantire correttamente i LEA. Di conseguenza è chiaro che noi non possiamo a questo punto che prendere atto di questa sentenza, per cui sicuramente bloccheremo l'erogazione delle prestazioni per conto del sistema sanitario regionale perché così è stato decretato. Inoltre dal 2 gennaio 2019 nessuna delle strutture potrà erogare nessuna prestazione con l'impegnativa. Tutte le strutture sanitarie saranno senza contratto dal 2 gennaio. Questo è quello che è stato decretato dal TAR. Chiaramente noi non ci arrendiamo, per cui ci appelleremo al Consiglio di Stato. Chiaramente i tempi del Consiglio di Stato sono estremamente lunghi. Intanto, in attesa di sapere cosa deciderà il Consiglio di Stato, ci saranno strutture che chiuderanno, ci saranno strutture che licenzieranno e che ridimensioneranno gli orari per poter sopravvivere, per cui il danno principale e irreversibile sarà quello che avranno i cittadini. Adesso parliamo di moda con l'iniziativa della Carly Fashion per festeggiare il decennale dalla nascita. 10 anni della Carly Fashion Agency li festeggerete con un calendario dove ovviamente ci sono le fotografie delle vostre modelle più belle che indossano anche gli abiti di Claudio Greco. Oggi abbiamo presentato ufficialmente il nostro calendario perché proprio in occasione dei 10 anni dell'agenzia che ricorrono nel 2019 abbiamo voluto appunto fare questo calendario con protagoniste. Alcune sono tutte modelle in realtà, però alcune sono anche semifinaliste di Miss Italia, nonché abbiamo 3 Miss Calabria, quindi c'è la nostra prima Miss Calabria perché io ho il concorso di Miss Italia da 5 anni qui in Calabria, appunto c'è Bina Forciniti, Maria Francesca Guido e Sara Fasano che è la nostra ultima Miss Calabria. È uno dei tanti traguardi raggiunti dalla Carly Fashion Agency perché, ripeto, nei 10 anni per fortuna, nonostante le titubanze e i timori iniziali di alcuni che comunque non vedevano di buon occhio un'agenzia di moda in Calabria, alla fine è uno dei tanti successi che appunto l'agenzia ha raggiunto. Ci siamo sempre occupati principalmente di sfilate di moda, avendo un bel gruppo di modelle e modelli, poi da qualche anno anche produzioni televisive
iniziative da 5 anni, come ho detto prima, appunto il concorso di Miss Italia. Le protagoniste di questo calendario sono state volutamente le donne, proprio per dare un'immagine della donna diversa da quello che giornalmente purtroppo sentiamo in TV, quindi è ambientato sicuramente in uno stile urban, che è lo stile moderno, per cui donne moderne, ragazze forti, ragazze con tanta voglia di fare, lo vedrete appunto dalle loro pose anche e dalle location scelte sul calendario. Volevo ricordare appunto che domani sera faremo la festa, il nostro Cardi Fashion Agency Christmas Party alle 10:30, siamo all'Enoteca della provincia, quindi vi aspetto numerosi perché sarà una serata bellissima all'insegna del divertimento. E adesso le previsioni del tempo. Si avvia un periodo piuttosto stabile sul Mediterraneo per il ritorno graduale dell'anticiclone delle Azzorre, che ci proteggerà dal maltempo almeno fino a Natale. Diamo quindi uno sguardo del tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani un po' di nubi sulla fascia tirrenica, ove nel Vibonese non si escludono locali piovaschi. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi con ventilazione debole settentrionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.